eccoci qua, buongiorno a tutti agli amici di Sportissimo Live Caffè. Caro Max, insomma siamo qua in ambiente tranquillo perché ci saranno delle sorprese, ma non vi anticipiamo troppo. Parliamo subito di tennis perché già questa mattina presto c'erano delle partite. Certo, Sonego doveva finire la partita contro Tiafoe e per fortuna è riuscito a portare a casa il risultato e quindi adesso insomma se la vedrà contro il cileno Jarry, no? Partita tosta. Per cui complimenti a lui, insomma abbiamo 3 italiani al secondo turno, ricordiamo che anche Fognini aveva partecipato, purtroppo ha perso il primo turno, insomma, anche Napolitano, certamente, quindi si era riuscito a qualificare a questo importante torneo, Master 1000, sì, ATP 1000, quindi voglio dire un torneo direi importante per la Cina. E niente, adesso vediamo, attendiamo, diciamo. Subito c'è Sinner, tra pochissimo, mezz'orno e 15 circa. 3 ore e mezzo circa, salvo ritardi. Abbiamo Sinner che se la vede contro Baez, naturalmente qua per gli scommettitori, no? Se uno volesse mettere l'argentino ovviamente dato per sfavorito. Non proprio vincente, ecco, però è chiaro che Sinner potrebbe essere un po' stanchetto, alla lunga potrebbe, tra virgolette, anche mentalmente, no? Perché poi quando vinci un torneo 500 come l'hai vinto, battendo Alcaraz, battendo Medvedev, non è semplice poi mantenere la concentrazione. Però se vuoi arrivare là, cioè si intende là, lassù, al posto, al gradino più alto, devi riuscire a mantenere la concentrazione e anche il fisico per riuscire a fare più tornei contemporanei come questo, che insomma è importante. Io credo che Sinner sia nettamente favorito come lo è dalla classifica, ma proprio credo che non ci sia partita. Poi è chiaro, ripeto, la stanchezza e tutto quello che vuoi, però credo che insomma sia di un livello nettamente superiore all'argentino, insomma, quindi vedremo un attimino. Arnaldi invece domani contro Wolf. L'americano è un po' un cavallo pazzo, ti posso dire la verità. Sembra quasi un attore anni 70. Esatto, insomma, sì, esattamente, capelli lunghi. Che ho riciclato da Sky, vabbè. Capello lungo, insomma un po'. Però è particolare, certo, che spinge tutte le palle, non ha molta disciplina mentre gioca. Arnaldi invece sì, Arnaldi è ormai una certezza, è un giocatore che si sta formando sempre di più, sta migliorando sempre di più, sta lavorando sodissimo, credo che sia favoritissimo contro il cavallo pazzo. Io lo chiamo cavallo pazzo perché è un po' pazzoide questo. Ha battuto il britannico Norrie proprio questa mattina. Va bene, però devo dire che Norrie in questo momento non è in grande forma, onestamente non voglio essere cattivo, però le sta prendendo un po' a destra e a manca. Quindi non fa testo. Il testo quando tu giochi con uno che è solido come Arnaldi adesso è solido, è difficile giocare contro di lui. Se perdi o se vinci, ci vinci al terzo magari, è difficile che lui perda in 2 set senza lottare. Quindi credo che sia una partita nettamente in favore di Arnaldi, vedremo quello che succede, ma insomma io sono positivo al massimo su questo. Quindi ricapitolando, quest'oggi alle 12:30 circa Sinner, domani Arnaldi e Sonego. Questo per quanto riguarda il tennis. Ricordiamoci che Master 1000 Shanghai. C'è la finale femminile, no? Sì, quella è un'altra battaglia. 1000 femminile, anche qua 1000 femminile, però a Pechino perché era il torneo che c'era dei maschi che, come avete visto, è finito un pochino prima. E la Samsonova appunto giocherà contro l'ex numero 1 del mondo, mi pare, no? Contro la Sfiontek, esatto. Sì, che vorrebbe riprendersi il trono, in poche parole. Esatto, perché la Sabalenka che ha battuto la Paolini qualche giorno fa. Però devo dire, guarda, io non avevo detto niente perché non è che posso fare sempre tennis shot, però la Paolini sta veramente migliorando. Peccato perché gli ha dato del filo da torcere in un certo senso per i lungo tratti della partita. 6-4, 7-6, non è che stiamo parlando di 6-0, 6-0. Quindi nonostante un servizio ancora leggermente sottotono, ma molto migliorato, direi che la Paolini, nonostante che Sua Altezza, perché poi come sapete la Sabalenka è un colosso, no? Tira forte dritto rovescio, forte servizio e quindi è difficile anche riuscire a sostenere quei ritmi. Però la Paolini ha fatto la sua, diciamo, adesso mi verrebbe il termine, la sua porca figura. Ecco, iniziamo subito con il tennis e col botto, quindi dobbiamo anche parlare di calcio, tra le altre cose. Non vedo milanesi su tutte le perché ieri sera
calcio bailado, spettacolo, hanno messo in porta Giroud, e quindi insomma, ma io li ringrazio. E ti dirò di più, hanno fatto gol di mano. Vabbè, non lo diciamo, non dico perché. Ma il VAR dorme il VAR? No, perché c'è un falletto che sembrerebbe, ma dove sono adesso Luca e Andrea per parlare di quel gol che probabilmente potrebbe decidere lo scudetto. Esatto, probabilmente è regolare, diteci la vostra nei commenti, perché insomma li vedo tutti a dormire. No, devo dire questo per essere come il VAR, esatto, a dormire come il VAR. No, chissà perché, come al solito le immagini del VAR non ce le ha quelle dove si potrebbe, è interpretativo, perché diciamo che comunque bella l'immagine di Giroud con i guanti, quella è fantastica, lui era il suo sogno da bambino fare il portiere, peccato che non è perdonatemi per questo. Poi vuoi raccontarci cosa è successo nel pomeriggio? Quando? Perché? Di ieri, quando l'Inter bam bam dopo 13 minuti sembrava già in discesa, la prima rete di testa. Guarda, io ho un mio pensiero. Chi ha segnato prima? Acerbi, e poi dopo Lautaro Martinez. Io ti dico questo, io sono di questa idea. Forse Inzaghi, io guarda, non mi permetterei mai di fare Inzaghi, perché giustamente lui l'allenatore ha fatto tanto e ha vinto. Ha dimostrato che insomma si arriva fino in fondo a varie competizioni, quindi insomma tanto di cappello. Però io un po' più di turnover l'avrei fatto. Guarda il Milan, sì, me l'avevi detto. Un pochino più di turnover, perché alla fine della fiera poi magari quando prendi certi gol, quando succedono certe cose, la dimostrazione, eccolo qua il nostro milanista che si è presentato e starà alzando cappuccino e brioche. Quando succedono certe cose cosa fai? Purtroppo capita che magari la stanchezza ti fa prendere certi gol, vedi anche sull'occasione del rigore, insomma c'è stato un piccolo fallo presunto su Dumfries, ma insomma io credo che comunque dal 2-0 cosa è successo all'Inter? Dal 2-0 poi 2 pari, insomma Orsolini rigore 2-1 e poi tra l'altro usato da Lautaro, certamente, va bene, ok, però ripeto, viziato un po' da un fallo su Dumfries, anche lì sarebbe da capire, interpretare bene. E poi c'è stato un gollonzo veramente bello diciamo però della difesa, che si è fatta un po' imbambolare, no? Perché erano in 3 e il come si chiama questo bolognese che non mi viene bene, adesso te lo cerco. Zirche, insomma qualcosa del genere, bravissimo, ha fatto un gol eccezionale, ha lasciato la difesa completamente imbambolata, da fuori aria ha tirato è insaccato sulla sinistra del portiere, sulla destra del portiere. Direi bene, e il portiere immobile, perché non poteva fare assolutamente. Però l'Inter, a differenza di altre volte, non è riuscita poi perché aveva tutto il tempo, onestamente, con i cambi e tutto quello che vuoi, non è riuscita poi a ribaltare Zirkzee, bene. Ecco, non è riuscita poi a ribaltare tutto, ecco. Però voglio dire, poi la Juventus invece ha vinto 2-0 col Torino il derby, gol di Gatti. Tra l'altro anche lì c'è stato un VAR che non si sapeva se darlo o non darlo, alla fine l'hanno concesso. Il gatto è entrato nel esatto, e Milik anche lui a segno, quindi ennesimo derby della Mole vinto dalla Juventus, che quindi diciamo si porta molto bene in classifica, una classifica che vede il Milan in testa per ora, ovviamente, e ha 21 punti, Inter 19, Juventus 17, attendendo Napoli-Fiorentina di stasera, ecco, quindi Napoli-Fiorentina questa sera, sarà una bellissima partita, ovviamente non mi esprimo, e passiamo a due notizie flash. Purtroppo per la pallavolo l'Italia è stata sconfitta in Brasile contro Cuba per 3-1, questa sera, anzi questo pomeriggio alle 3, Italia-Brasile decisivissima, nel senso che l'Italia deve vincere e sperare che Cuba non faccia altrettanto nella gara contro l'Iran. Quindi al momento la Germania si è qualificata alle Olimpiadi, una Germania che, devo dire, a parte il calcio, che hanno cambiato anche allenatore, tra breve ci saranno le nazionali, Nagelsmann ex Bayern Monaco, ma aperta e chiusa parentesi calcistica, Germania che, ricordiamo, ha vinto che mondiale di basket, quindi tanta roba in terra teutonica. Ecco, questo per la pallavolo. Del ciclismo volevo solo dire che ha vinto lo sloveno Pogačar, ha vinto per la terza volta consecutiva l'ultima grande classica dell'anno in Lombardia, da Como a Bergamo. E vogliamo dirlo invece di Verstappen? Vogliamo dirlo perché assolutamente lo lasciavo dulcis in fundo. Max, non lui, ma Verstappen ha vinto il mondiale di Formula 1 per il terzo anno consecutivo, anche qui sotto il segno del
tris entra nella storia, diciamo, entra nella di storia, piloti, sì. voglio dire, quindi è ben accompagnato e ha dimostrato negli anni, veramente in questi ultimi 3 anni, che è un pilota veramente coi fiocchi. È chiaro che poi devi avere anche la macchina, no? Certo. Quindi macchina più pilota fanno poi il successo, ecco, che è quello che è un po' mancato secondo me alla Ferrari, tra errori e cose. L'anno scorso era partita bene la Ferrari. Sì, però voglio dire, purtroppo quando poi fai degli errori anche tecnici, e non solo dal punto di vista della macchina, ma fai proprio errori tecnici sulle strategie, su tante robe, magari purtroppo poi ti ritrovi che entra in panico il team e tutto quanto, e diventa anche poi complicato recuperare e quant'altro. Ecco, Max ha dichiarato a questo proposito, vedo dalla Gazzetta, è il magico tris, godiamoci questo momento, è una sensazione fantastica. E beh, direi chi meglio di lui. Mentre nella MotoGP dalla prossima settimana ritorna in ballo, parlando di motori, il mondiale, perché ovviamente qua il distacco è minimo. È una sfida tutta Ducati tra Bagnaia e lo spagnolo Martin, e quindi sarà invece molto più interessante della Formula 1 che anche la gara di oggi, per dire, essendo il mondiale assegnato, non avrà grande appeal. Nel frattempo Andrea lo vedo probabilmente impegnato, non viene in diretta a celebrare questo Milan Beh, naturalmente il primo posto, vogliamo dirlo, primo posto solitario per il Milan. Tra l'altro, a proposito di calcio, restando in regione, c'è l'unica squadra regionale che è l'Udinese. Momento difficile, Sottil e a rischio. Beh, guarda, io ti dico, a suo tempo già l'avevo detto che per molto meno avevano esonerato anche l'ultimo allenatore che è stato dell'Udinese, che poi dopo era andato al Siena, adesso mi sfugge il nome. Comunque Marino? No, l'ultimo dell'anno scorso, insomma, che poi l'anno scorso allenava proprio il Siena, che poi è stato esonerato anche lì, voglio dire, ecco. Però detto questo, cioè, voglio dire, per molto meno hanno esonerato e mandato via. Sottil c'ha un pochino più di fiducia, evidentemente ha detto che sente ancora la fiducia della società, però non è che puoi vivere di pareggi, e quindi se ti viene la pareggite, era prevedibile comunque fare un pareggio lì, perché comunque avevano anche loro Luca Gotti. Ecco, sì, Gotti insomma aveva fatto anche bene, Gotti all'Udinese, e per molto meno l'hanno mandato via, secondo me sbagliando dal mio punto di vista. Alle volte cambiare allenatore può essere la svolta, però alle volte no, quindi spesso anzi non produce niente, e quindi bisogna vedere. Alle volte, se non fai la squadra buona, diventa complicato per tutti, può arrivare anche il Padre Eterno, ma se la squadra non è buona, non è buona comunque. Questo è il discorso. Dopodiché dobbiamo ribaltare la palla. Si cambia allenatore per nascondere le magagne che tu hai avuto durante il mercato, cioè quello che hai fatto. E poi, diciamo, c'è stata anche la problematica di quel giocatore Samardzic, no, che doveva andare all'Inter, poi non è andato, che lui ha detto che non è andato lì non per soldi, una serie di cose, ma qualche cosa lì non ce la racconteranno giusta. Qualcosa è andata male, storto sicuramente, però voglio dire, purtroppo questo è quello che è successo. Io direi che insomma abbiamo dato abbastanza. Primavera, cosa dice la primavera? Ma io volevo dire di Filippo Pagnucco, che gioca alle ore 13, diretta su Sport Italia, per vedere la Juventus primavera, quindi speriamo insomma in una pronta reazione dopo la sconfitta, dopo l'ultima sconfitta. E ragazzi, vi auguriamo buona domenica. Poi dalla prossima settimana c'è la nazionale, sabato impegnata a Malta e poi martedì con l'Inghilterra. E a questo punto direi che è tutto per Like Café. Noi ci rivediamo domani con diretta YouTube, però per la presentazione dei Falchetti, quindi ore 20:30 Max, appuntamento importantissimo. Vedrete questo signore qua con un'altra bellissima presentatrice. Io sarò dietro le quinte, sì, sarà il regista, ogni tanto vi farò vedere, forse vediamo. Sentiranno la mia voce, è già buono. Potremmo fare una pre-diretta, pre-evento, magari giusto per controllare che tutto funzioni, anche perché insomma ci dice il presidente Pietro, che salutiamo, che ci seguiranno anche dalla Campania, perché ovviamente i Falchetti prendono il loro nome dalla squadra rosso-blu della Casertana. Buona domenica anche a Dan, che vedo collegata, e anche ad Andrea, che non si è palesato probabilmente. No, era in pigiama, ma insomma poteva anche venire giusto a celebrare il suo Milan, e io lo ringrazio Pulisic per il bellissimo gol, ma
Kulisic, no, scusa, non si può dire. Era un po' un golletto. Un gollonzo, a non dare. Va bene, a tutti voi, buona domenica da Enrico e Massimiliano. Ciao!